punto della situazione? Abbiamo visto nei giorni scorsi, tra l'altro, che siete usciti sui giornali perché c'è un problema di affitti molto alti. Sì, c'è un problema enorme, il problema è esploso tra l'altro nelle ultime 2 settimane, ma le segnalazioni arrivavano da mesi, mi verrebbe da dire. Sono arrivate segnalazioni individuali di singoli studenti e studentesse all'università che chiaramente non hanno ricevuto risposta perché sembravano casi isolati. Nel momento in cui le segnalazioni sono arrivate alla rappresentanza studentesca è risultato chiaro che le dimensioni sono molto più di quelle di un fenomeno isolato. Si tratta di migliaia di studenti e studentesse, per lo più internazionali tra l'altro, quindi loro hanno anche il problema di vedersi revocato il permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari, ovviamente, se non riescono a firmare un contratto d'affitto entro 3 mesi. È un problema serissimo. In questo momento stanno abitando in alberghi, in B&B, tra l'altro fuori Padova per la maggior parte, quindi Mestre, Abano Terme, in giro, con costi chiaramente ingestibili. Ci arrivano segnalazioni di studenti che per esempio hanno lavorato tutta l'estate per potersi permettere lo studio e che stanno spendendo il tutto in 2-3 mesi. Ma cosa è cambiato rispetto a pre-Covid? Sono cambiate 2 cose. Una è la carenza di case, cioè proprio un enorme buco di Non le mettono più in affitto? O non le mettono più in affitto o le mettono in affitto ad altri destinatari. Nel periodo Covid può essere che l'utenza sia cambiata, si sia preferito puntare sul turismo prevalentemente perché gli studenti non erano un mercato certo, ovviamente essendo chiuse le università. Questo si parla di residenza universitaria chiaramente, che è un tema enorme. Si parla anche di costi, nel senso che per quanto magari alcune case ci siano, esiste un canone concordato di affitti con un massimale a metro quadro, questo se l'affittuario decide di far firmare il contratto per studenti. Questa cosa abbiamo notato ultimamente non viene fatta, o comunque viene fatta in poca parte. Le ragioni sono da scoprire. Questo porta ad avere stanze singole a 500 euro quando fino a poco tempo fa costavano 250, un incremento dei prezzi assurdo che pochi studenti si possono permettere. E ci tengo a sottolineare che gli studenti internazionali sono la maggior parte di studenti in questa situazione, ma perché gli italiani semplicemente sono rimasti a casa. Nel momento in cui sono venuti a Padova cercando casa e non l'hanno trovata, sono tornati nella loro città di origine e hanno scelto, sono stati obbligati a frequentare l'università in didattica a distanza, nel momento in cui tra l'altro l'università sta spingendo moltissimo nel ritorno in presenza. Quindi voi spronerete questo tavolo perché venga fatto comunque, perché soprattutto i proprietari si ricordino dei canoni concordati, si ricordino di quello che è il prezzo base? Sì, è un problema anche più ampio dei proprietari ed è un problema anche non solo di Padova, nel senso che questo problema lo vivono anche le altre città delle sedi distaccate, quindi Rovigo, Vicenza, eccetera. Sì, il problema sono i proprietari delle case, non solo. Chiaramente serve un investimento sul diritto allo studio molto più importante di quello che è ad oggi, perché le residenze universitarie appunto sono un grande mattone in questa casa del diritto all'abitare, letteralmente. Quindi sì, chiaramente non è questo e servono delle soluzioni a lungo termine, perché si potrebbe pensare che questo sia un problema che si riassorbirà nel periodo in cui un attimo si riassestano le cose, si riassesta il ritorno in presenza. No, questo è un problema che in realtà è esploso ora dopo tanto tempo di latenza, e quindi servono soluzioni sul lungo termine e sul brevissimo termine, perché studenti e studentesse in questo momento sono qui e letteralmente vivono per strada. Alcuni stanno dicendo: io per la disperazione penso di vivere in tenda nei parchi di Padova. Questa cosa chiaramente non è possibile nemmeno che rimanga un po' questa narrazione per cui gli studenti preferiscono per pigrizia rimanere a casa, seguire in DAD perché il divano è più comodo. E la realtà dei fatti è che ci sono centinaia e migliaia di studenti e studentesse che vorrebbero moltissimo tornare in presenza e sono impossibilitati alla cosa, e questo è un punto al diritto allo studio, cioè un mettere il freno al diritto allo studio incredibile, che non deve esistere.